In un paese in cui il potere di acquisto dei lavoratori e dei pensionati cala continuamente, mentre la popolazione continua a invecchiare, occorre guardare al futuro, pensando che in Veneto il numero di chi ha più di 65 anni continua ad aumentare. Oggi sono 1.100.000, il 18% in più degli ultimi 10 anni. E così 700 pensionati si sono trovati a Vicenza per lanciare una mobilitazione a livello nazionale. Chiedono che le loro pensioni vengano finalmente rivalutate, perché ormai sono 20 anni che perdono progressivamente il loro potere d'acquisto. Ancora una volta ci hanno messo le mani nelle tasche, malgrado un accordo firmato nel 2016 col precedente governo che diceva che da gennaio 2019 doveva partire la piena rivalutazione delle pensioni. Come conseguenza le cifre prelevate non si recupereranno più, cifre piccole forse, ma moltiplicate per 13 mensilità e 3 anni fanno un bel gruzzolo. Guardando le pensioni venete, gli assegni medi nel settore privato sono di 929 euro lordi, che scendono a 665 per le donne, ma 7 pensioni su 10 sono inferiori ai 750 euro lordi. E poi c'è chi entra in ospedale per curarsi, viene guarito, ma esce dalle strutture sanitarie non più autosufficiente. E questo viene scaricato sulle famiglie. Questo nonostante l'anziano sia lucido, sia nelle condizioni anche di rendersi conto, e poi quando torna a casa la famiglia si trova con improvvisamente un'autosufficiente da dover gestire. A Vicenza l'invecchiamento aumenta, è una provincia industrializzata con molti anziani, gli ultra ottantenni sono più di 336.000, un tema caldo è quello della sicurezza. Noi chiediamo, per esempio, che le persone anziane nelle città possano vivere sicuri. Sono aumentate le truffe nei confronti delle persone più deboli, come le persone anziane. E allora chiediamo alle amministrazioni di mettere in campo politiche che possano dare tranquillità a queste persone. A maggio si torna in piazza per manifestare, per chiedere pensioni adeguate e meno tasse per pensionati e lavoratori, e poi di investire in abitazioni, città e trasporti più accessibili per anziani e bambini.